soprattutto oggi ci colleghiamo con Piazza di Siena, dove è pronto Claudio Cardi. Grazie Ilaria, amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena. Roma torna in sella, questo lo slogan che si legge sulle locandine illustrative del concorso ippico internazionale giunto alla 65esima edizione. Il Xio Romano è dunque uno degli ambasciatori a sostegno della candidatura per ospitare i Giochi Olimpici del 2004. Piazza di Siena per ricordare al mondo un immenso patrimonio sportivo, di tradizione e di cultura del nostro paese. Questa è la giornata inaugurale della Kermesse Equestre Capitolina, articolata su 3 prove. Mentre entriamo in collegamento c'è un periodo di pausa. Si è già disputato in precedenza una categoria a fasi consecutive alla quale hanno partecipato 35 binomi. Bene, noi abbiamo registrato questa categoria e il regista Roberto Gambuti, coadiuvato dall'Esterna 1 di Bari, può proporvi questa gara. Buon divertimento. Sotto una pioggia sottile il premio Acqualete, categoria a 2 fasi consecutive. I binomi che ottengono il netto nella prima accedono alla seconda, possono dunque proseguire. In caso di parità di penalità classifica il tempo fatto registrare nella seconda fase. In campo per la Francia un figlio d'arte, Philippe Rosier, in sella Flyer, che è un cavallo intero nato nel 1988 di origine francese. Vi dicevo figlio d'arte Philippe Rosier, figlio del celebre Marcel, è nato il 5 febbraio del 1963, a soli 20 anni, ha partecipato ai campionati europei seniores classificandosi quinto a livello di squadra, 39esimo individuale, poi nell'87 argento a squadre, 12esimo individuale agli europei. Nel 1990 2 vittorie con l'equipe francese in Coppa delle Nazioni a Dinard e a Washington. Nel 94 in squadra ai mondiali con Rocco quinto, argento a squadre e 9° individuale. Philippe Rosier in sella a Flyer, cavaliere importante. Prima di lui si sono esibiti Rob Heras per l'Olanda sulla Perla, 4 penalità nella prima fase. Paolo Garofalo per l'Italia in sella Julius è entrato nella seconda fase, 4 penalità nel tempo di 30 e 26. Sembra una tabellina del 4, anche il belga Rick Emerick, un errore agli ostacoli nella prima fase, poi Gianluca Ugori con Diamond Melody, 4 penalità, Lorenzo Toscano con Savi Transport Latakia, 4 penalità, e quindi lo statunitense Todd Menicus su Ravel, 4 penalità. Ora Philippe Rosier, ancora netto il suo percorso. La prima fase comprende 8 ostacoli dal 9° al 13°. I binomi con percorso netto affronteranno la seconda. Vedrete anche il cambiamento di ritmo nella seconda fase. Un errore al verticale per Philippe Rosier che termina con 33 e 63, 4 le penalità per il cavaliere francese. Per ora nessun concorrente è riuscito a ottenere il netto nella prima e nella seconda fase. Una 65esima edizione del concorso ippico internazionale di Roma che mantiene inalterate le proprie caratteristiche. Gli avvenimenti principali del programma internazionale sono ovviamente la Coppa delle Nazioni in programma venerdì, la spettacolare categoria di potenza in programma sabato, e poi chiusura la domenica con il Gran Premio Roma e il tradizionale apprezzatissimo carosello dei carabinieri. Dopo Philippe Rosier è la volta dell'olandese Henk van der Poel su Faust Zeta, un altro stallone, un sauro nato nel 1987 di origine olandese. Henk van der Poel è nato ad Eindhoven nel 67, ha partecipato a 15 Coppe delle Nazioni in rappresentanza del proprio paese. Il suo cavallo di punta è Jurichia, nell'occasione monta, lo ripeto, Faust Zeta. Vi dicevo degli ingredienti del Xio Romano che sono i soliti, ci sono anche alcune novità. Intanto parliamo di record di tentativi
incentivati da un bonus di 100 milioni. 100 milioni per chi riuscirà a battere il record nella categoria di caccia intitolata a Graziano Mancinelli, e a chi riuscirà a battere il limite nella categoria delle 6 barriere a 2,10 m. Siamo nella seconda fase con il cavaliere olandese che non ha ancora commesso errori. Vediamo se sarà il primo binomio, quello inquadrato dall'esterna 1 di Bari, guidata da Roberto Gambuti, a ottenere il doppio netto. Il terreno di gara è in perfette condizioni ed è in effetti il primo doppio netto della giornata, e dunque registriamo anche il tempo di Henk Van de Poel, 27,53 nella seconda fase. Ed ora per l'Italia Valerio Sozzi su Gisovat Pilot High Flight. High Flight si tratta di una Watson canadese. Non è però partente, c'è una modifica alla scaletta iniziale in attesa di scoprire insieme chi sarà il prossimo binomio in campo. Diamo un'occhiata al percorso ideato dallo chef de piste Marcello Mastronardi, categoria fasi consecutive. Intanto in campo Michael Whittaker, uno dei migliori cavalieri in circolazione, su Absalom Z. Vi dicevo del percorso: 13 ostacoli per 16 salti, compresi una gabbia e una doppia. Intanto la giuria ha qualcosa da dire al cavaliere inglese. La velocità è di 350 metri al minuto, la lunghezza del tracciato è di 370 metri, il tempo massimo di 64 secondi, il tempo limite di 128 secondi. Questo per quanto riguarda la prima fase, ostacoli dal numero 1 al numero 8. La seconda fase, lunghezza 220 metri, tempo massimo 38 secondi, tempo limite 76 secondi. Con il percorso di Michael Whittaker andiamo a prendere conoscenza del tracciato. Si parte con un passaggio di sentiero 1,40 m per 1,40 m, poi un verticale di 1,47 m, quindi la triplice 1,50 m per 1,80 m, poi la doppia gabbia. In entrata un verticale di 1,45 m, un altro dritto è l'elemento intermedio 1,47 m, un altro verticale 1,47 m in uscita. La luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,50 metri, fra il secondo e il terzo di 10,70 metri. Numero 5, un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 m, poi la riviera, quindi il verticale di 1,50 m. L'ultimo ostacolo della prima fase è un passaggio di sentiero 1,46 per 1,60 m. Intanto è sempre netto il percorso di Michael Whittaker. Si comincia la seconda fase con un verticale di 1,50 m, poi un largo 1,45 per 1,60 m. Il numero 11 è una gabbia. Il primo elemento è un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 m, poi il verticale di 1,50 m, un ostacolo che immette al passaggio di sentiero 1,46 per 1,60 m, la chiusura con un verticale di 1,50. Doppio netto anche per Michael Whittaker nel tempo di 27,83. Dunque per 30 centesimi si insedia in seconda posizione, 27,83, alle spalle di Henk Van de Poel per l'Olanda. La scaletta continua a essere falsata. Vediamo in campo Gianni Govoni su Lianos, leader provvisorio della classifica l'olandese Henk Van de Poel. Ora Gianni Govoni monta Lianos, un castrone baio nato nell'87 di origine tedesca. Gianni Govoni, spesso protagonista qui a Piazza di Siena, è modenese.
ha regalato un brivido e una grande emozione al pubblico romano. In una passata edizione del Gran Premio Roma si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Frank Slotak. Gianni Govoni sempre estremamente determinato, attraversa un buon periodo di forma. Vi ricordo che i cavalieri italiani ammessi al concorso romano sono 23, 10 selezionati dal commissario tecnico della squadra azzurra Vittorio Orlandi, 13 provenienti dalla qualificazione di Cervia, di Savio. C'è una modifica, assenti Giorgio Nuti e Giuseppe Corno che si erano qualificati, sono stati sostituiti da Giovanni Magaton e da Francesco Bussu. Le squadre ufficiali che vedremo impegnate venerdì in Coppa delle Nazioni sono 10: Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Messico, Olanda, Stati Uniti e Svizzera. Intanto sono 8 le penalità di Lianos e Gianni Govoni nella prima fase. Tempo di 67 secondi e 73. Sempre leader Henk van de Poel per l'Olanda. In mattinata si è disputato il premio Giardini di Roma, categoria a tempo, che ha visto il successo del colombiano Juan Carlos Garcia in sella Mar del Plata. In seconda posizione l'americana Anne Kursinski su Ferina, terzo posto per il francese Philippe Rosier su Brigand d'Anteclin, in quarta posizione il primo degli italiani, l'ottimo Vincenzo Chimirri in sella a Kiwi. Ora in campo per la Gran Bretagna Robert Smith, monta Senator Mighty Blue. Anche Robert Smith è figlio d'arte, figlio del grande Harvey. C'è immediatamente l'errore all'ostacolo numero 2. Si tratta di un verticale in bianco e marrone. Robert Smith è nato nel luglio del 61. Vive a Bishop Stortford, nella contea di Hertford. Lo ricordiamo quarto nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Bologna con Big Time. Purtroppo questo cavallo, su cui Smith faceva molto affidamento, è morto per una colica la scorsa settimana. Intanto sono 8 le penalità per Senator Mighty Blue e Robert Smith. Estremamente selettivo questo tracciato ideato da Marcello Mastronardi. Ora dovrebbe toccare al belga Ludo Philippayers su Trudeau King d'Arco, un castronebaio nato nell'87, figlio di uno stallone acclamatissimo di D'Arco, origine belga per lui ovviamente. Ludo Philippayers è nato nel giugno del 63, vive a Genk, ha debuttato in Coppa delle Nazioni nel 1986. Proprio in quell'anno e proprio in sella ad Arco, che è padre di tanti cavalli che egli stesso monta, ha vinto il Gran Premio di Londra. Cavaliere di provata esperienza, cerca di insidiare il netto dell'olandese Van de Poel in 27,53, miglior prestazione fino a questo momento. Vi ricordo che i binomi in gara in questa categoria a fasi consecutive sono 35, però potrebbe esserci anche qualche ritiro dell'ultimo momento.
con questo cavallo. Ludo Philipp Aerts ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta, miglior binomio della squadra belga, per lui 20° posto individuale. È la prima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena sotto la nuova gestione della Federazione Italiana Sport Equestri, dopo l'epoca targata Mauro Checcoli, il ciclo di Cesare Croce. Intanto sono già 4 le penalità per Ludo Philipp Aerts, che dunque non potrà accedere alla seconda fase. Il programma internazionale prevede 14 categorie. Per quanto riguarda il connotato nazionale di questo concorso, vi segnalo il premio Enci, il premio Unire, la Coppa del Presidente riservata ai giovani per rappresentative regionali. Luciano Campagnaro per l'Italia in sella Cortino. Intanto 55-21 il tempo ottenuto da Ludo Philipp Aerts, che non può inserirsi nelle primissime posizioni. Sì, sento dal campo gara Alessandro Fabretti, che collabora con noi in questa telecronaca. Te la linea, Alessandro. Sì, Claudio, io veramente volevo fare un po' i conti con Marcello Mastronardi, raccontarci un po' il percorso, vedere quali sono le difficoltà, e qui a bordo campo io gli chiederei subito un'intervista e un parere, se sei d'accordo. Benissimo. Eccolo qui, Mastronardi, buongiorno. Bene, siamo in diretta. Ci può dire un po' le difficoltà di questo percorso, quali sono le caratteristiche soprattutto? Caratteristica è una classica categoria a 2 fasi, per cui sui primi 8 devono stare abbastanza tranquilli con il tempo, non è necessario correre, mentre poi la gara sulla velocità, qualora superino senza penalità i primi 8, proseguono sugli altri 5. Ostacoli più importanti, no? Non tanto più importanti quanto è che la velocità determina già l'errore facilmente, più facilmente che non nella prima fase in cui devono andare calmi, mentre invece nella prima fase c'è già una doppia gabbia che, pur non essendo a livelli massimi, ma già crea qualche difficoltà. Mastronardi, un ottimo terreno, almeno stando a vedere dalla pioggia, no? Fino a questo momento il terreno sembra, non dico ottimale, ma abbastanza buono. Tutta questa pioggia, poi questa pioggerellina forse ci fa anche comodo. Modello inglese? Sì, tipo modello inglese, ci consente anche una bella rullata questa sera per renderlo ancora migliore domani. Grazie Mastronardi. Intanto abbiamo visto il rifiuto di Cortino montato da Luciano Campagnaro, che ricordiamo protagonista qui a Piazza di Siena di un exploit notevole, cavaliere dotato di gran carattere. Cortino è un castrone baio nato nel 1986 di origine tedesca, ha avuto il suo bel da fare Campagnaro per domare le riottosità del suo saltatore. Campagnaro è nato a Bassano del Grappa il 16 maggio del 56, ha debuttato qui a Roma nel 90. Intanto c'è stata un'infrazione di tempo per questo binomio, che termina con 9 penalità. 9 il totale delle penalità per Cortino, 2. E adesso, se la scaletta non ci inganna, dovrebbe entrare in campo per gli Stati Uniti Alison Firestone in sella Major. Abbiamo detto dello chef de piste Marcello Mastronardi, che da oltre 20 anni è direttore di campo a Piazza di Siena. Per lui 25 aiutanti di campo, i suoi percorsi sono apprezzati da tutti gli addetti ai lavori, apprezzati sia dal punto di vista tecnico che da quello cromatico. È sempre un piacere vedere i percorsi allestiti da Mastronardi in una cornice che di per sé rappresenta un autentico fiore all'occhiello, una cornice inimitabile, unica, come quella del campo di gara di Piazza di Siena. E ora seguiamo Alison Firestone su Major. La squadra americana non è probabilmente quella più competitiva a disposizione degli Stati Uniti, però segnaliamo la presenza della bravissima Ann Kurstinski. Alison Firestone è nata nel novembre del 76 ad Upperville in Virginia, è allieva di Katie Monahan Prudent, è praticamente un astro nascente del salto ostacoli statunitense.
partecipato a diversi concorsi internazionali in Europa fra il 94 e il 95, per lei 3 vittorie a Ikstead, ad Amburgo e poi anche in Belgio. Lo scorso anno ha vinto una delle gare valevoli come selezioni per le Olimpiadi di Atlanta, proprio con Major. Sono 4 le penalità per questo binomio e dunque d'accordo, si tratta di gare d'assaggio in attesa dei fuochi artificiali dei prossimi giorni, però vediamo che i percorsi sono già abbastanza impegnativi. Per ora 2 soli netti, quello di Henk van de Poel per l'Olanda in sella Faust Z in 27,53 e quello di Michael Whittaker su Absalom Z per la Gran Bretagna in 27,83. Leader il binomio olandese. Ed ora in campo per l'Italia Marcello Carraro su Fioretta, una femmina dal mantello Baio, nata nel 1987, ha origine olandese. Marcello Carraro, nato nel 60, può essere considerato un dilettante che gareggia con grande merito e con risultati fra i professionisti. È amministratore delegato di una fabbrica di trattori. Carraro ha acquistato Fioretta all'inizio dell'anno da Roberto Arioldi, che si era distinto con questa cavalla agli ultimi campionati assoluti, secondo ad Alabirdi. Roberto Arioldi è assente in questa edizione del concorso ippico internazionale di Roma e manca davvero la sua combattività, è considerato il più garista, fra virgolette, dei nostri cavalieri. Assenze importanti anche quelle di Filippo Moyerson, di Duccio Bartalucci, che non sono riusciti a qualificarsi. Ha rinunciato all'impegno anche Giorgio Nuti. Seguiamo intanto Marcello Carraro, che ha già messo purtroppo in carniere 12 penalità e dunque non accede alla seconda fase. Sono 12 le penalità per Fioretta nella prima fase. Abbiamo sottolineato la buona condizione del terreno di gara. Il campo di gara ha una forma ellittica, le dimensioni sono 150 metri per 50, intanto il regista Gambuti ci ripropone una fase rallentata del percorso di Marcello Carraro. Vi dicevo 150 metri per 50, il fondo è in gramigna e olietto. Quest'anno un nuovo impianto di irrigazione, speriamo che ce ne sia bisogno, che non piova più nei prossimi giorni. Sono stati aggiunti 350 metri cubi di sabbia di fiume lavata per rendere più morbido, più sicuro il terreno di gara. Intanto un cavaliere importante, si tratta dell'olandese Jan Tops in sella a Operet La Silla, una femmina nata nell'84 da Caletto, origine tedesca, è un Holsteiner. Jan Tops è nato nel 61, 20 anni dopo la sua prima gara in Coppa del Mondo. Il suo periodo d'oro fra il 91 e il 92, ha partecipato al campionato d'Europa ai Giochi Olimpici di Barcellona, per lui oro a squadre. Alle Olimpiadi di Atlanta ha conquistato un 7° posto sia a livello individuale che nella prova per squadre. Jan Tops, altro cavaliere da tenere d'occhio, che non lascerà nulla di intentato per scalzare dal trono del Gran Premio Roma Frank Schlotak, il campione del mondo in carica. Il cavaliere tedesco ha vinto le ultime edizioni della più importante gara individuale di questo concorso. Il suo Joli Coeur, San Patrignano Joli Coeur, ha avuto dei problemi durante il viaggio ed è stato risparmiato per questa giornata inaugurale. Una giornata inaugurale che si apre sotto una pioggia insistente ma non abbondante, tanto 4 le penalità per Jan Tops e Operet La Silla. Vi dicevo delle condizioni atmosferiche, i meteorologi hanno previsto con largo anticipo gli scrosci di pioggia di questa giornata iniziale del concorso ippico romano, però hanno rassicurato un po' tutti. Intanto vediamo la classifica provvisoria con Henk van de Poel, Olanda, in testa nei confronti dell'inglese Michael Whittaker e di Paolo Garofalo,
primo degli italiani in terza posizione. Vi dicevo, per i prossimi giorni è previsto bel tempo. Comunque Piazza di Siena non rinuncia alla propria tradizione bagnata e anche quest'anno la pioggia ha fatto la fila per acquistare regolarmente il proprio biglietto. In giuria il presidente Guido De Rosa, poi c'è un giudice straniero che è Guyales Dufour per la Francia, poi altri 4 membri, tra cui Lallanovo. Un momento abbastanza delicato, importante per l'equitazione italiana. Non sono cambiati soltanto i vertici federali, ma c'è stato un cambiamento anche per quanto riguarda il timone tecnico della squadra azzurra, via l'olandese Henk Noren e spazio all'esperienza del cavalier Vittorio Orlandi. Tanto sono 8 le penalità per il messicano Jorge Versweibel su Lucinda Lassilla, una femmina di 14 anni di origine olandese. Anche questo binomio non può qualificarsi per la seconda fase e il leader è sempre l'olandese Henk van de Poel. In campo per l'Italia. Ora un binomio italiano, un binomio giovane, Giuseppe Rolli in sella a Lord Arico, un castrone baio nato nel 1985, un saltatore di origine tedesca. Rolli è nato a Roma nel 78, ha debuttato in un concorso internazionale nel 93. 2 anni dopo ha partecipato al concorso internazionale indoor di Bologna e poi il debutto anche a Roma. Vedete, porta la divisa dell'Arma dei Carabinieri, divisa che indossa, se non vado errato, da aprile. La squadra ufficiale italiana è composta da 5 elementi: Arnaldo Bologni, Natale Chiaudani, Guido Dominici, Jerry Smith e Valerio Sozzi. Fra questo quintetto dovrà scegliere Vittorio Orlandi 4 cavalieri che venerdì in Coppa delle Nazioni rappresenteranno i colori italiani. Di buon auspicio il terzo posto ottenuto dall'equipe azzurra al concorso ippico internazionale di La Baule in Francia, alle spalle di Germania e Francia. Forse un concorso un po' snobbato quest'anno dai migliori, comunque è sempre un buon banco di prova e una testimonianza della discreta condizione dei nostri binomi. In particolare ci è segnalato in gran forma il campione italiano in carica Jerry Smith. Seguiamo comunque Giuseppe Rolli, che ha commesso il primo errore. 4 le penalità. Attenzione su questo verticale con le onde, errore replicato. 8 penalità per Rolli, che ormai conclude il proprio percorso senza velleità. Comunque è entrato nella seconda fase, 8 penalità nella seconda fase col tempo di 36,40. Ora in campo per il Belgio Eric Vauter su Bonami, un cavallo intero dal mantello grigio, nato nel 1985, un cavallo di origine belga. Eric Vauter è una vecchia conoscenza degli appassionati italiani. È nato nel maggio del 1952, per lui una carriera lunghissima, iniziata a livello di squadra ufficiale nel 1970,
per lui oltre 60 gettoni di presenza in Coppe delle Nazioni. Ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco nel 72, di Montreal nel 76, poi il tris olimpico proprio con Bonamy ad Atlanta, 13° con la propria squadra. Intanto devo fare una rettifica, probabilmente in precedenza avevo detto che il terzo elemento della doppia gabbia è un verticale, invece si tratta di un largo, già affrontato da Eric Vauter, che ha commesso un errore. 4 le penalità per il cavaliere belga, che va ora ad affrontare l'ultimo ostacolo della prima fase, conclusa con 4 penalità nel tempo di 57 e 14. Un errore in prima fase per Eric Vauter e Bonamy. Ed ora tocca a Margie Engel Goldstein per gli Stati Uniti, in sella a Eden Creeks Alvaretto, un castrone sauro di 11 anni. Margie Goldstein è nata il 31 marzo del 1958, risiede in Florida, ha iniziato a montare molto presto a cavallo, come del resto quasi tutti questi cavalieri e queste amazzoni, a 9 anni. E pensate che per permettersi le costose lezioni di equitazione ha dovuto lavorare come groom, come persona di fatica, ha lavorato in scuderia, grande passione per Margie, che ora ha raggiunto la vetrina internazionale, una squadra sperimentale, quella americana, con possiamo dire una chioccia, almeno per quanto riguarda l'esperienza, individuabile in Ann Kursinski. Attenzione, un rappresentante della Lucrezia al tabellone. Per quanto concerne i big stranieri, vi ricordo la presenza di Ludo Philippers per il Belgio, di Hervé Godignon per la Francia, ma tutti i francesi sono cavalieri blasonati, di Frank Schlottach, il tedesco campione del mondo in carica, di Michael Whittaker, che è secondo in classifica provvisoria in questa categoria a 2 fasi, di Jos Lansing e Jan Tops per l'Olanda, appunto di Ann Kursinski per gli Stati Uniti, di Rodrigo Pessoa per il Brasile. Una rappresentanza molto qualificata, e è chiaro che venerdì assisteremo a un'edizione frizzante della Coppa delle Nazioni. Intanto è ancora netto il percorso dell'amazzone statunitense, che va ad affrontare la seconda fase, superato anche il verticale di barriere, e vedete come è incrementato il ritmo. Margie Goldstein ha nel mirino il 27,53 di Henk van de Poel, leader provvisorio della classifica, è molto veloce e vedete che ha preso i suoi rischi, ha affrontato questo dritto in malo modo, ha pagato a caro prezzo questo errore. Comunque lodevole il tentativo di Margie Goldstein Engel, 4 penalità nella seconda fase nel tempo di 26 e 26 centesimi. Rivediamo ancora una fase rallentata del percorso del binomio americano, proprio inquadrato all'errore, al momento dell'errore. Un erroraccio brutto anche a vedersi, per fortuna senza conseguenze per cavallo e amazzone. E ora in campo per l'Italia Natale Chiaudani, tortonese, monta Alicia della Bride, cavalla dal Mantello Baio, nato nel 1988, di origine francese. E vorrei avvertire Alessandro Fabretti di tenersi pronto, perché dopo aver sentito l'opinione dello chef de piste vorremmo un giudizio anche da parte di un cavaliere su questi primi assaggi.
Seguiamo Natale Chiaudani, nato nel 1960, debutto qui a Roma nell'88, lo ricordiamo nel 95, argento agli assoluti di La Bagnaia con Rheingold de Luynes. Ha siglato una categoria al concorso ippico di Kiskualas in Ungheria e poi ha vinto la Coppa delle Nazioni di Linz. Per lui, con Alissà de la Bride, terzo posto nel concorso ippico internazionale di La Baule, e poi si è distinto qui a Roma nella prova di potenza con Luigi. Ha difeso i colori italiani ad Atlanta, nono posto a squadre. Natale Chiaudani con Bologni, Dominici, Smith e Valerio Sozzi fa parte dei papabili per la Coppa di venerdì. Intanto c'è un errore su questo passaggio di sentiero, 4 le penalità per Alissà de la Bride. Già replicate, 12 il totale per Natale Chiaudani nel tempo di 29,74, mentre è già pronta Ann Kursinski per gli Stati Uniti in sella ad Eros. Chiaudani si avvicina alla zona dove agisce il nostro collega Fabretti, a cui cedo la linea. A te, Alessandro. Grazie Claudio Icardi. Allora aspettiamo che esca dal campo di gara anche Natale Chiaudani, proviamo a fargli qualche domanda. Beh, magari una, perché non c'è troppo tempo, eh? Esatto. Natale, una buona prima fase, poi nella seconda qualche problema? Boh, nessun problema particolare, la cavalla ha 9 anni, è all'inizio della stagione, è la seconda volta che entra in una gara grossa, ha fatto Monaco 2 settimane fa. È insidioso il percorso, solo 4 cavalieri sono passati alla seconda fase. Ma diciamo che, come sempre, Roma non è mai un concorso di riposo. Grazie Natale Chiaudani. Grazie anche a Fabretti, molto sintetico il cavaliere piemontese. D'altronde Fabretti è proprio all'ingresso in pista, non si può creare traffico, intasamento, i cavalli seguono un loro rituale. Seguiamo Ann Kursinski, nata nell'aprile del 59 in California, risiede a Flemington, New Jersey. Protagonista qui a Roma nel 1983 in sella Livius, ha vinto il Gran Premio Roma e in quell'anno si è aggiudicata anche con la squadra la Coppa delle Nazioni. Ha debuttato in Coppa nel 78. Nell'83 2 ori ai Giochi Panamericani, per lei 3 Olimpiadi, Seul, argento a squadre, quarto individuale, Barcellona, Atlanta, argento di squadre e 20° posto individuale. Per lei 30 presenze in Coppa delle Nazioni, ne ha vinte 7. Eros è lo stesso cavallo che le ha fatto da partner ai Giochi di Atlanta. Grande grinta per Ann Kursinski, che è molto veloce e sta cercando di insidiare la leadership del cavaliere olandese. 27,72. Leggo primo posto, ma mi risulta che Henk van de Poel sia al comando con 27,53, o è stato limato il tempo del cavaliere olandese, oppure per Ann Kursinski è soltanto il secondo posto. Attendiamo lumi dalla giuria. Di questi ultimi percorsi eravamo rimasti senza. Allora Ann Kursinski ha applaudito percorso netto in 27,72.
Una gara che si deciderà proprio nell'ordine dei centesimi di secondo, molto vicini Henk van de Poel per l'Olanda, Michael Whittaker per la Gran Bretagna e, come abbiamo visto, Ann Kursinski in sella ad Eros. Avevamo visto giusto, dunque secondo posto per Ann Kursinski e continua a essere leader Henk van de Poel per l'Olanda. Ora Guido Dominici per l'Italia, altro cavaliere abbastanza in forma, prescelto per far parte del lotto dei papabili per la squadra azzurra di venerdì. Guido Dominici monta Hiller, un castrone dal mantello Sauro nato nel 1985. Guido Dominici è nato a Carmagnola nel 58. Con Hiller alla Ball in Coppa delle Nazioni si è comportato molto bene, un quarto di penalità, praticamente 2 netti. E questa gara può tornare utile al cavallo per raggiungere la massima condizione in vista degli appuntamenti più impegnativi. C'è un brivido all'Oxer. Ora si entra nella seconda fase, ovviamente percorso netto nella prima. Ancora 3 ostacoli per Guido Dominici e per Hiller, molto diligenti fino a questo momento, ma mi pare che Dominici non abbia intenzione di insidiare la leadership di Henk van de Poel. Oltretutto c'è un errore, 4 penalità, non era velocissimo, un percorso di prova, quasi di allenamento per Dominici e Hiller, che ora hanno smarrito la rotta di crociera, terminano con 12 penalità nel tempo di 34,87 nella seconda fase. 10° posto per il binomio azzurro. Vi ricordo che è rispettato anche l'appuntamento notturno con Piazza di Siena, a eccezione di questa sera, sempre riflettori accesi sul campo di gara. In particolare vi ricordo domani la categoria di caccia, Claudio? intitolata La memoria di Graziano Vancinelli. Sì, vai Fabretto. Proviamo a sentire Dominici? Sì. Guido, ci è sembrato che non hai voluto rischiare nella seconda fase. No, assolutamente, ho avuto un buon inizio nella prima fase, nella seconda fase avevo il cavallo un po' teso, ho preferito lavorare per i giorni successivi e il cavallo non ha saltato troppo bene, ma andrà meglio gli altri giorni. Grazie Guido. Speriamo che Dominici sia buon profeta, ha confermato la nostra impressione. Ora in campo per la Svizzera Jürg Friedli su Unde Kresl, una femmina dal mantello Sauro nata nel 1986, origine francese. Jürg Friedli è nato il 13 agosto del 45, è il cavaliere più anziano di questa 65esima edizione del concorso ippico internazionale romano. Risiede a Listal, argento di squadra agli europei nel 75. Non difetta certamente di esperienza, ma sono già 8 le penalità per il binomio elvetico. (12) non accede alla seconda fase. Dicevo dei problemi incontrati durante il lungo viaggio da parte dei cavalli di Frank Schlotak. Speriamo che Joli Coeur sia al massimo della condizione per i giorni prossimi. Il beniamino del pubblico romano, ma direi un po' di tutto l'ambiente equestre, deve poter contare su un saltatore al massimo della condizione per risultare all'altezza della propria fama. Intanto rivediamo ancora gli errori del binomio elvetico e ora tocca a Davide Gorla con il suo inseparabile Lord Van Essen. Anche per questo binomio un ottimo comportamento agli